Io non vi ho detto una cosa, Petraroli, non vi ho detto una cosa particolarissima, strepitosa, un evento per la musica di Napoli. Dovete sapere che Pino Mauro, essendo lui un maestro, cioè 50 anni e passa di carriera, tanti festival importanti, tournée in giro per il mondo, è uno giustamente un po' severo, no? Con i giovani gruppi, le giovani band. Ebbene, sto per dirti che è nata una passione sfrenata tra Pino Mauro e la Frank Tellina Band. Lo sapevi? Cioè... Al punto tale che questa sera sotto i vostri orecchi, sotto i vostri occhi vedrete qualcosa di incredibile che ai più sembrava impossibile. Un duetto, caro Petraroli, Frank Tellina, Pino Mauro. Cosa cantano? La Campagnola? Io non so, non so quanti ragazzi qui si ricordano un grande successo di Pino Mauro, Motoscafo, ve lo ricordate? Ho detto ai giovani che è un pezzo... Vieni un po' a... grazie, che qua c'ho la... Sono le canzoni cattive quelle di Pino Mauro. Il periodo, diciamo, motoscafo. Il lato oscuro, i motoscafi, le pistole, adesso gli Paola omicidi. Mercurio, che è una posillipina, penserà a un motoscafo, la barca Ti ricordi Mercurina. dei contrabbandieri tu, Paola Mercurio? Se li ricorda i contrabbandieri, la Mercurio? Se ricorda. Allora, e vi dirò di più, aspetta maestro, vi dirò di più, io e Frank Tellina abbiamo intuito un business del futuro, debuttiamo nella moda, io e Frank Tellina, cioè perché lanceremo sul mercato l'occhiale alla Pino Mauro. Fa vedere, ecco qua, fantastico! Maestro! Bravo. Santa Lucia, notte una striscia sangue, coppa blu. E correvamo uno scafo che la notte incontra morte. Aspettavano un segnale a mia socolfa. Paccattano molse pane, poi sfama quanti creature. Non esistono ragione, non esistono paura. A così stima dei figli se non pensano mai. A così si perde la vita con una stecca di sigarette. Ma tu sei stata peggio e non amici. Sigarette spazzate inutilmente. E questo non si fa. Maestro, marita la freccia rossa. Maranà, ma quando tu eri a casa, calore, e figli tuoi ti chiamano papà. Annati a ricordare una sera l'una e mezzo mare Napoli correvamo da scavo e tu sparasti senza pietà. Guarda là, Maestro, che buono che vanno così. là, Santa Lucia, guarda Santa Lucia. Maestro, dateci l'accordo. Santa Lucia, sì. Notte luce,
grande momento, il re del rock demenziale fatto a Napoli ha incontrato Pino Mauro. L'applauso non basta, ragazzi. Oh. E questo... Grazie maestro, è un onore. Questa è una cosa Io che andrà a scherzo, finire Dario. su YouTube e sarà scaricata da cultori addormuto del lei. genere. Meglio la campagnola. Sentiamo Petraroli. Non era meglio la campagnola. Pino Mauro che canta la campagnola. No, facevano meno chiasso, è stato un momento di grande chiasso. Ma che c'entra? Ma è la io canzone capisco che è così. anche perché Perché? noi siamo partiti con questa puntata dove tu hai fatto venire un tenore. Sì, per pulire le orecchie, Ecco, sì. mentre il tenore cantava, io spiavo Pino Mauro Sì. che moriva di collera. Perché? In questo studio, poi a Lucca Solis, in questo momento si è preso una grandissima rivincita. A È stato noi- un momento rumoroso. A noi interessava questo binomio, questo Vabbè, duetto. comunque una cosa l'abbiamo risolta, adesso Paola Mercurio sa che cosa sono i motoscafi blu, si è ricordata dei contrabbandieri tu fumi? Guarda che... Non fuma neanche, Guarda- questa è una santa. Ma questa è guarda una che santa. questa è una canzone Una santa. che ha fatto la storia, è una canzone... c'è stata anche la sceneggiata. Cioè, voglio dire a Petraroli Sì. che per girare questa scena del film, Sì. anche per la signorina che non ha visto Quante i figli, Perché volte ha fatto sei pure il e film. fammi parlare un momento, Petraroli, tu parla sempre tu. Bravo! Oh! Madonna, ma quello... Io ti voglio ma quello bene, lo sai. Ma Cioè- tu parli per 3 ore, la trasmissione dura un'ora e No, mezza, ci voglio lui parla parlare. per 3 ore, per 3 ore. Posso dire? No. Prego. Per girare questa scena Sì. a Santa Lucia, vinto motoscafo, ci volete, Vinto. per la regia cinematografica. Sì, la signorina non ha visto i figli, non Ancora si questa toccano. Ma tu signorina, morivi ancora. in questa scena, morivi? Ma comunque, scusate- Vabbè, ma ce l'ha fa sapere che Scusate, cos'è. possiamo- Può darsi che Gianni l'ha sentito Sì, tante volte. possiamo chiudere qui l'argomento motoscafo? Ma voglio sapere, ma lui Scusate, vuole- Ma Petraroli stasera cosa vuole da Chiudiamo, me? niente, chiudiamo qui l'argomento sui motoscafi, eccetera. Arriva finanza. Ecco, capito? bene, togliamo, no, no. togliamo questo discorso di mezzo. Grazie. Scusa! Grazie. No, solo una cosa. Sì. Solo una cortesia. Il grande maestro universale Pino Mauro moriva alla fine di questa scena? Morivi, Pino? Non muoio mai, Non è mai mu- gente. Non è mai mu- Babbo, Prima che fornisce di Caracciolo 183, accina pure a te. no. Non sia mai gli viene un malore a Petraroli pensando che tu porti sfiga. No, ritiriamo questa No, cosa. accina che male, che Ah, capito? proprio, vabbè, proprio senza pietà, va bene. Vedo già posizionata lì tra tutti i boys Che di sia la Mister... bellezza che sto Di Mister... Qual è la bellezza? Caccio di Magenta? Cioè, non ho no, capito, la che- bellezza è così, trash, originale, drammatica, campagnola, classica, tutto c'è. C'è tutto. Chi se sono spettacolo? Grazie! Oh,